Non ci sono spiegazioni, a 15 anni non ci sono nessun genere di spiegazione. Siamo arrivati che già era successo. A Campo di Santa Giustina il via vai di persone giovani, soprattutto con un fiore in mano, è stato costante e oltre il nastro rosso tra i massi della scogliera costruita a protezione dei campi a sfioro sul Piave che ieri pomeriggio Alessio Bortoluzzi, 16 anni, tra una settimana ha perso la vita, attonito il paese. Una comunità in lutto, una comunità che fa quadro attorno alla famiglia, una cosa che difficilmente è digeribile da tutti noi, da tutte le famiglie di Santa Giustina. Non possiamo dire che come comunità civile ci stringiamo attorno a questa famiglia per questo grandissimo lutto che ci colpisce tutti. Con gli amici Alessio ieri pomeriggio aveva raggiunto il Molo Rosso, così viene chiamata quella scogliera, e da lì a turno avevano iniziato a tuffarsi per lasciarsi trasportare poche decine di metri più avanti, quando il fondale digrada dolcemente fino a lambire la spiaggia. Era il turno del giovane quando il masso su cui si era posizionato si è spostato, facendogli perdere l'equilibrio. Alessio è finito nello spazio lasciato dallo scoglio naturale, rimanendo intrappolato fra altri due sassi. Gli amici hanno chiamato i soccorsi e gli hanno tenuto la mano, incoraggiandolo, ma ci è voluto del tempo per riuscire a liberare il ragazzo che ha esalato l'ultimo respiro proprio quando l'incubo sembrava essere finito. Assurdo, assurdo. Per una mamma penso che c'erano dei genitori distrutti, tante famiglie, poi anche i bambini che erano con lui, gli amichetti che erano con lui coinvolti. Impossibile da spiegare. Alessio lascia i genitori e due sorelle. I funerali saranno celebrati venerdì prossimo nello spazio antistante il cimitero di Santa Giustina.